Cari amici, buongiorno, 24 luglio 2010, siamo qua tutta l'umanità che cerca di fare il meglio che può per raccontare questo giorno, il primo giorno della storia dove tutta l'umanità trasmette con le webcam a Ridley Scott, il nostro regista poi che incollerà tutto questo lavoro e cercherà di dare un senso a queste cose che se no non stanno insieme, perché adesso siamo collegati con David Guetta, questo e altri in diretta dalla Love Parade tedesca. Ma chi se ne frega della Love Parade? Vedete che noi siamo immersi in un mondo tranquillo, sereno, pacifico, bello, incontaminato. No, ma insomma, della Love Parade non ce ne interessa niente. A noi interessa raccontare quello che si fa nei posti più belli, in quest'eremo per esempio, quando ci sono tante belle ragazze e arriva il mangiare, il bere, e arrivano gli artisti, i musicisti, i danzatori, i poeti, gli scultori, i pittori, da tutte le parti del mondo vengono qui. Oggi non è il giorno canonico, ma qui nasce la cultura, l'arte, la poesia, la musica, la bellezza. Quando ci sono io, naturalmente la cosa migliora grandemente, perché il trade union, la colla, l'elemento che unisce il sopra, il sotto, il destra, il sinistra, il davanti e il dietro, sono io, il vero artefice. È il numero 2 di Ridley Scott, adesso licenzierà quell'altro lì che ha con lui, perché ha visto quanti meriti che ha quest'uomo qua, ha visto Heather Production quante visualizzazioni ha visto che ormai stiamo raggiungendo livelli stratosferici di consenso mondiale, di acquisizione di visualizzazioni, ne abbiamo sempre uno o due o tre in qualche video. E oggi è la giornata dove tutti mettiamo dentro il meglio del meglio. E perché non mettere dentro me? Ma perché? Ma perché? Non vede che mi tocca tornare alla lingua madre? Torno alla lingua madre. Allora, no, stiamo con la lingua d'occupazione italica. Allora parliamo della Netron King. Questa è la Netron King, guardate, vedi? Anche nei musei qua si trova nella fondazione Pilar Miró a Palma de Mallorca, ci sta che ma la Ronchim fa tanta roba, io qua fa questo che sarebbe una roba veneta quando c'era un animale fantastico là, e l'uovo, insomma è l'uovo con le ali che suppia fuori. Ma qua si stampatori incisori tutti qua, guarda che robe che te fa, hai visto? Mm? Ecco qua, guarda, eh? Questo è il Veneto transustanziato sotto. Mm? Noi siamo per la naturalizzazione veneta, rimettere gli alberi dappertutto con l'ombra, rimettere l'acqua sotto. Dopo cosa mettiamo? Vediamo se mi dà qualche spunto qua. Eccola qua, l'uva. Oggi qua si fa festa con l'uva e si danza e si canta e si balla. Poi qua invece abbiamo Venezia, guardate che bella Venezia col Lion, qua che il Lion e qua che il San Marco, la cosa della salute, l'accesa della salute era poco bella, un'incisione fatta con una tecnica sperimentale a colori, perfino 2 o 3 colori, robe che non so neanche come le abbiamo fatte. E qua che ne abbiamo un'altra, guarda che bella questa qua, mezza sirena, mezza anguana, azzurro e rosso. Andiamo avanti. E qua, questo abbiamo appena fatto, qua che Verona con Castelvecchio il ponte, e questa è la Dea, forse sì, forse no.
Guarda che bella, incisione anche questa, tecniche sperimentali, ma dove trovevo il giorno 24 luglio 2010, l'umanità deve essere informata di queste robe qua, se no rischiamo di restare in drio. E questa è la Pocobela, è la Pocobela, eh? Ma che ne è una ancora più bella, eh? Guarda qua, Zeus, il sole, la dea, e qua, la rinascenza. Andiamo avanti, guarda che bello, tecniche sperimentali, Annette Ronquin, la sua stamperia qua, sotto il tindon, guarda, altro che, solo il vento si ripete, 1994. Questa è la copertina del libro Poesis 99 scritto dal poeta René Dasparé, Renato De Paoli. Eccola qua la copertina, ma l'originale esiste ancora, eccolo qua, è fatto da Annette Ronquin. Annette Ronquin, 61,5, 27,5, va bene? E qua abbiamo Matres Matuta, la dea albero, guarda la dea albero che bella, guarda la dea albero, e questo è il posto dove sta Concepia, va bene? E poi andiamo avanti, guarda, vediamo la maternità del 93, guarda la maternità che bella, Boh. E qua abbiamo il Mago Mundi, oggi è proprio questo il giorno del Mago Mundi, il mondo immaginario dove tutti il disco che gira e tutti i web che vanno a 100 all'ora per conquistare le visualizzazioni del mondo e il consenso del nostro grande regista Scott. Ride Scotta. In Veneto ride Scotta, guarda questa è bella, guarda la pietra filosofale, i colori che scorre l'Io del 91 fatto dall'Annette Ronquin, era poco bello, mamma cari, manifestazione sonora del 91, guarda andiamo in brio, guarda questo, senza titolo, ma per me i due angeli che si rincorre, l'angelo blu che se vedi torna su è bellissimo. Andiamo di corsa che stiamo finendo, guarda che questo simbolo, le corde del liuto, eccole qua, e poi che il guerriero del 90, interessante la cosa, e poi diciamo Melancolia del 97, eccola qua, questo è stato il primo quadro che ho comprato da Ronquin, dopo ho fatto questo e vediamo qua per concludere, guarda l'artista che ha qua il suo brolo dove concepisce le opere, fa incisione, scultura, pittura, critica, arte in genere, poesia, e lo poco oggi nel giorno 24, nel giorno che l'umanità si trova tutta insieme, non si può non vedere questo, le opere grafiche di Annette Ronquin. Va bene signori? Mi raccomando Reader Scott, una bella notizia anche questa, metterla